La tradizione. Viviamola insieme dal 2 al 5 ottobre 2009. Buon pomeriggio, bentrovati per l'edizione delle 15 del nostro telegiornale. Anche oggi tanta cronaca da seguire insieme, soprattutto il piacere di poter conversare con un ospite che vi presento subito, è ormai un amico di questa edizione del telegiornale. Si tratta di Filippo Juvarra, ben ritrovato. Filippo Juvarra, programmatore artistico dell'Orchestra da Camera di Padova e del Veneto, ed è qui con noi perché l'orchestra sta per iniziare una nuova stagione, la numero 44. Sì, che inizia adesso. Il debutto quando? Il 14 ottobre con replica il 16 all'Auditorium Pollinico, Così fa tutte, diretto da Claudio Desderi. Quindi un debutto alla grande, direi, Sì, una delle grandi opere di Mozart sul tetto di Da Ponte in forma da concerto, e quindi ci ricolleghiamo anche a una recente avventura nel campo di Haydn, sempre con Claudio Desderi. Certo. Allora, tolgo intanto per il momento Filippo Juvarra la parola, gliela diamo tra poco quando avremo esaurito la parte più tradizionale del nostro telegiornale. Vediamo allora le notizie che sono arrivate in queste ore. Oltre 100.000 occhiali dannosi per la vista ed altri 12.600 articoli di note Griff rubati a Padova e nel nord Italia e rivenduti in campagna nei negozi del circuito regolare sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Padova. 4 le persone denunciate. Un grossista cinese in particolare è stato denunciato perché nel suo negozio sono stati trovati 122.000 occhiali da sole privi del marchio. Le altre 3 denunce riguardano un tunisino dipendente della ditta Ellison di Padova, un serbo e un napoletano. I carabinieri di Adria hanno arrestato un 37enne di Portoviro per aver minacciato con un grosso coltello la moglie bielorussa. La donna, come hanno accertato i militari dell'Arma, dal 2007 e sempre per futili motivi è stata picchiata diverse volte dal marito, quasi sempre in stato di ebbrezza alcolica. E rimaniamo in qualche modo in tema perché c'è anche Padova tra le tappe della staffetta contro la violenza sulle donne promossa dall'UDI e destinata ad attraversare tutta la penisola. Partita da Niscemi, la staffetta, che ha come proprio simbolo e testimone un'anfora, arriverà il 25 novembre a Brescia, nel capoluogo euganeo. L'anfora arriverà invece il 7 ottobre, per l'esattezza in Prato della Valle nel pomeriggio, poi fino al 16 ottobre saranno moltissime le iniziative e gli incontri proposti non solo nei luoghi più rappresentativi di Padova, dal Centro Culturale San Gaetano a Palazzo Moroni, ma anche nei mercati rionali e nelle scuole. Una full immersion di contatti diretti con la gente per promuovere anche in questo modo una sempre più consapevole cultura mirata a scardinare la violenza contro le donne. Ma sentiamo allora dalla voce di Agnese Masiero, coordinatrice padovana della staffetta promossa, come vi dicevo, dall'UDI, l'Unione Donne in Italia, gli obiettivi di questa manifestazione. Sentiamo. Questa iniziativa ha proprio il senso dell'unitarietà, tutte le donne che si ritrovano con un unico obiettivo, con lo stesso desiderio di sentirsi unite e non lavorare semplicemente e solamente ognuna per conto proprio nel proprio ambito. Quindi l'importanza dell'essere unite, questa trasversalità che dovrebbe e deve essere la nostra forza. Una forza che deve passare quindi nel messaggio che avete affidato a questa staffetta. Qual è l'obiettivo di questa iniziativa? L'obiettivo primo è quello di portare con termini diversi, con una modalità diversa, il problema, la problematica della donna. L'altro grande obiettivo è quello del continuare e del gettare dei semi. Non a caso si lavorerà molto nelle scuole, proprio perché le scuole sono l'ambito, quel nido dove la nostra cultura, i nostri cambiamenti troveranno poi la possibilità di essere concretizzati in un prossimo futuro. Parlerete più alle donne o più agli uomini? Parleremo ad entrambi. Di certo anche noi donne abbiamo bisogno di trovare un linguaggio comune, e questa possibilità che ci è data di vedere una rete finalmente concretizzata sarà la nostra più grande soddisfazione.
Sono 2140 le domande di regolarizzazione di badanti pervenute in Friuli, Venezia Giulia. Lo ha reso noto questa mattina l'assessore regionale al lavoro Alessia Rosolen, puntualizzando che si tratta di dati non definitivi. In particolare 190 domande sono state presentate in provincia di Gorizia, 400 a Trieste, 750 in provincia di Udine e 800 a Pordenone. Pasti a domicilio a 6,5 € per tutti gli over 65 e per chiunque abbia impedimenti fisici. È l'iniziativa che il Comune di Albignasego in provincia di Padova ha messo in campo per aiutare gli anziani in difficoltà. Il menù completo di primo, secondo, contorno e frutta può diventare completamente gratuito per chi ha un ISE inferiore a 7.000 € l'anno. Ad Albignasego il servizio di pasti a domicilio era partito ad aprile come progetto pilota su un campione di 12 persone. Visto il successo ottenuto, spiega il sindaco Massimiliano Barison, è stato fatto un passo in più e si è stabilito di renderlo fruibile a tutti gli anziani over 65 e a chiunque sia portatore di handicap temporaneo o permanente o si trovi in difficoltà. Si pensi ad esempio a chi deve affrontare un periodo di convalescenza dopo un intervento, conclude il sindaco, o chi è infermo a causa di un'influenza. E siamo arrivati al momento della chiacchierata con il nostro ospite Filippo Juvarra, programmatore artistico dell'Orchestra da Camera di Padova e del Veneto, che è qui con noi proprio per anticiparci i contenuti e gli appuntamenti magari maggiormente di spicco della nuova stagione concertistica dell'orchestra. Abbiamo detto Juvarra la 44esima, un debutto ormai a giorni. Vogliamo ripetere ancora il primo appuntamento? Sì, il primo appuntamento è costituito dall'esecuzione di Così fan tutto di Mozart in forma di concerto in 2 appuntamenti, il 14 e il 16 ottobre all'Auditorium Pollini. E queste 2 esecuzioni saranno anticipate da un'anteprima per i giovani il 12. È un'incursione così nell'ambito del teatro musicale e quindi una cosa anche abbastanza rara per la nostra formazione, per i nostri musicisti, ma fa parte di un percorso che l'orchestra sviluppa insieme alla Fondazione di Portogruaro, la Fondazione Santa Cecilia e a Claudio Desderi, volta così a esplorare nell'arco di 3 anni i 3 grandi capolavori di Mozart sul libretto di Da Ponte. Quindi Così fan tutte, l'anno scorso l'avevamo presentato Nozze di Figaro, l'anno prossimo verosimilmente Don Giovanni, quindi certo. Questo è un trittico che... Un percorso, quindi è un viaggio a tappe in qualche modo quello che state facendo. E la stagione fino a quando durerà? La stagione arriva fino alla prima metà di maggio. In realtà le caratteristiche poi degli altri concerti della stagione sono molto diverse. C'è da un lato una tendenza verso repertori sinfonici più ampi, e qui ricordo la prosecuzione dell'integrale delle sinfonie e dei concerti di Brahms, che avrà quest'anno un momento di particolare rilievo per la presenza di Rudolf Buchbinder per il secondo concerto di Brahms per pianoforte e orchestra. Quando sarà questo appuntamento? Sì, il concerto è in marzo, l'ho trovato nel programma, è esattamente comunque in primavera. L'11 e il 12 marzo. E in questa linea così, che tende così a far scomparire il nome da camera dal nostro logo, che è già scomparso da molti anni, ci sono altri programmi sinfonici. Anche il concerto conclusivo della stagione presenta con il violinista francese Philippe Graffin, che è uno dei grandi violinisti del panorama internazionale, che stranamente debutta per la prima volta a Padova e suona per la prima volta in Italia. Presenta il concerto per violino e orchestra di Elgar, un concerto che ha una grossa dimensione sinfonica, scritto per Kreisler, che poi divenne celebre anche per le interpretazioni di Menuhin. Quindi questo concerto, che conclude la stagione assieme alla Sinfonia di Sibelius, dà il segno così di questo percorso che l'orchestra sta intraprendendo verso un organico più sinfonico rispetto così a una tradizione invece più legata al repertorio cameristico, certo, del sinfonismo, certo, classico viennese. Ma poi ci sono molti altri motivi di interesse. Ci sono i 2 grandi concerti per Natale e per Pasqua, con 2 grandi capolavori della musica sacra tedesca, in questo caso il Messia di Handel a Natale e la Passione secondo San Giovanni a Pasqua, affidati entrambi
alla bacchetta di Rainer Gebel, uno dei grandi specialisti del barocco tedesco. Quindi ce n'è veramente per tutti i gusti. Sì, in quel abbiamo modo. anche rinnovato non solo l'immagine grafica. Ma Juvarra, lei non mi dà spazio nemmeno per fare le domande qui ormai. E anche abbiamo, nel senso, un po' rinnovato anche la proposta per quel che riguarda gli abbonamenti. Infatti, perché questi erano proprio due punti che volevo sottoporre a lei come domanda, ma ormai Filippo Juvarra è talmente esperto delle modalità del nostro telegiornale che potrei anche lasciarla qui da sola in qualche modo. Comunque proprio gli abbonamenti, ecco, gli abbonamenti, partiamo da questi, poi vediamo le novità anche per quanto riguarda il sito. Gli abbonamenti sono già partiti? Sì, gli abbonamenti sono in corso di svolgimento, abbiamo concluso la fase della prelazione per i vecchi abbonati, adesso la possibilità di abbonarsi è aperta a tutti. Dove ci si può abbonare? Adesso negli uffici dell'orchestra in via Marsilio da Padova. Certo, ci sono degli orari anche specifici? Dalle 9 di mattina fino alle 4 di pomeriggio. Da lunedì al venerdì? Sì, sabato escluso. Abbiamo introdotto questo abbonamento ridotto speciali giovani che ha delle caratteristiche particolarmente vantaggiose assieme ad altre formule di abbonamento già presenti nel passato. Poi quest'anno torneranno anche in maniera sistematica le introduzioni all'ascolto prima dei concerti nelle rispettive sedi alle ore 19. E questo è un ritorno ad un'iniziativa che avevamo preso già negli anni scorsi, nel 2000, nel 2003. E si tratterà o di vere e proprie presentazioni da parte di musicologi o di incontri con gli interpreti, poi protagonisti del programma, quindi che direi si tratta non di un'appendice secondaria, ma anzi di una parte integrante che, se si ha la possibilità di sfruttare, è bene. Quindi il primo di questi incontri sarà proprio animato da Claudio Desderi stesso, che poi dirige Così fan tutte nell'apertura della nostra stagione. Quindi la possibilità di conoscere le particolarità dell'esecuzione, la personalità anche degli autori attraverso questi incontri, che dimostrano questa attenzione da parte dell'orchestra ad un ascolto sempre più consapevole, perché il vostro obiettivo è questo, un ascolto trasversale che coinvolge persone di ogni età e con gli interessi musicali, ovviamente interessi musicali di un certo tipo, però più diversi anche. Sì, anche il rinnovamento del sito risponde un po' a questa... Infatti, ecco, finché noi si stava chiacchierando, le persone che ci hanno seguito da casa hanno avuto la possibilità di vedere questo sito, che è www.opvorchestra.it. Lo vedete in sovrimpressione, più difficile da dire che da comporre, da digitare sulla tastiera del computer. È un sito rinnovato, molto sobrio e elegante anche nella grafica, devo dire. Sì, è molto funzionale anche l'idea appunto che il sito diventa uno strumento di conoscenza attraverso degli approfondimenti culturali che sono fra l'altro segnalati nel programma generale. Alla fine c'è una leggenda che indica se ci sono le prove generali, se ci sono le guide all'ascolto, se c'è un approfondimento critico. Quindi sul un sito sito completissimo per avere tutte le informazioni che riguardano le specifiche dei singoli appuntamenti. Questa attenzione anche all'informatica è nata dall'attenzione che già avete soprattutto verso i giovani? No, è nata per impulso del nostro Presidente, per la collaborazione nuova di un nostro collega Alberto Castelli. Io appartengo invece alla parte più retrograda, tradizionale dell'istituzione. Comunque è uno strumento anche questo per avvicinare il pubblico. Sì, anche uno strumento con il quale si vorrebbe appunto entrare in relazione col pubblico. Devo dire che questa anteprima della conferenza stampa che abbiamo fatto al San Gaetano, con appunto una partecipazione ai nostri abbonati, ha riscosso un grandissimo successo, un grandissimo risultato proprio di interesse da parte del nostro pubblico, perché la sala piccola del San Gaetano era piena. E quindi questa è la dimostrazione che l'orchestra... anche un segno di interesse del nostro pubblico, insomma, è diventato un caposaldo della cultura patavina e non solo. Io vedo che il tempo che avevamo a disposizione purtroppo si è esaurito, quindi ringrazio intanto Filippo Juvarra per averci fatto entrare nella nuova stagione dell'orchestra, la stagione 44 dell'orchestra, che potete trovare, come detto, anche
anche in questo sito rinnovato www.opvorchestra.it. Ci ritroviamo, Filippo Iovarra, magari verso la fine dell'anno, prima di Natale, in modo tale da ricordare anche uno degli appuntamenti più prestigiosi inseriti nella rassegna. Grazie allora ancora a Filippo Iovarra. Per quanto riguarda l'informazione, attenzione, perché non ci vedremo alle 16:30 con l'edizione flash del TG, perché come sapete Telechiara proporrà in diretta a partire dalle 16 i funerali di padre Daniele Andric, quindi non ci vediamo alle 16:30, la prossima edizione del TG è alle 19, più tardi.